che non c'entrano con la riforma. La riforma non tocca nessuno degli aspetti di cui Manfredi ha parlato. Tocca l'assetto ordinamentale dei poteri dello Stato. E come ho sentito dire con un'espressione molto felice, secondo me, in una riunione del Comitato per il No a Roma allo scrittore Maurizio De Giovanni, che dice: io sono uno scrittore, non capisco gli aspetti tecnici della cosa, però la mia impressione è che questa riforma non fa altro che fare un buco nel muro. Noi abbiamo una Costituzione che è stata scritta in un'epoca e dopo un conflitto mondiale sulla base di determinati principi. E uno dei principi su cui si fondano le democrazie liberali, come ci hanno insegnato a conoscerle, è quello della separazione dei poteri. Con questa riforma i poteri diventano 4, o almeno 2 più un mezzo e più un mezzo, perché il potere giudiziario viene spaccato. Qual è lo scopo allora di questa riforma? Vedete, ci sono aspetti tecnici che non dovrebbero destare scandalo. Un PM è dipendente dall'esecutivo, c'è in Francia, c'è in Spagna, però lì c'è il giudice istruttore, cioè c'è un giudice non dipendente dall'esecutivo che prende le carte e in autonomia porta avanti le indagini e poi mette in mora la fiscalia in Spagna o il pubblico ministero in Francia quando gli presenta le prove e gli dice: fammi le tue richieste, e non è legato a quelle richieste. Qua c'è il presidente Cardinale, era così anche da noi fino al 1989, quando è entrato in vigore il nuovo codice. Si formalizzava l'istruttoria, il giudice si faceva la sua indagine, interloquiva col PM quando era necessario e il PM faceva le sue requisitorie. Vorrà la signoria vostra contestare A il reato D così formulato, e quello era il compito del pubblico ministero. Infatti in Spagna il pubblico ministero non conta praticamente nulla, ma c'è anche di più. Il pubblico ministero è un organo gerarchizzato in Spagna. Qui in questa riforma questi aspetti che possono apparire marginali non vengono assolutamente trattati, vengono rinviati alla legge successiva, una legge ordinaria. Ora si dirà: un pubblico ministero, un magistrato, soprattutto un procuratore della Repubblica, non dovrebbe intervenire in un dibattito pubblico di questo tipo perché si schiera politicamente. Beh, io credo che ci siano dei momenti in cui occorre schierarsi, occorre parlare, è necessario per la salute pubblica. Se ho deciso di parlare stasera è perché a me tendenzialmente danno fastidio le cose fatte male, così come mi danno fastidio le indagini fatte male, che quotidianamente siamo costretti a vedere perché non tutto può essere fatto bene. Ma cavolo, se metti mano alla riforma della Costituzione cerca di farla bene. La partecipazione del magistrato nel dibattito pubblico secondo me arricchisce in questo senso repubblicana, perché si tratta di una riforma costituzionale. È la Costituzione che viene modificata, il nostro contratto sociale, la regola base del vivere comune, e purtroppo è stata modificata a colpi di maggioranza relativa. Ecco, io penso che l'idea di questa riforma sia un'idea divisiva. Il Comitato per il No dell'articolazione territoriale di Palermo ha iniziato la sua attività a dicembre. Non è stata facile, ma non è stata facile in tutto il paese. L'Associazione Nazionale Magistrati viene accusata di tante cose, di diffondere notizie false, addirittura alcuni esponenti nazionali sono stati denunciati, Antonio Diella, Cesare Parodi, Rocco Marotti, il professore Enrico Grosso, persone per bene, colleghi seri, magistrati impegnati nell'associazionismo soltanto per passione, e purtroppo non sta spaccando soltanto la magistratura, è una riforma che spacca il paese, e c'è un clima che probabilmente avrà conseguenze che
si vedranno per tanti anni a venire. Insomma, io penso che il 22 e il 23 marzo sia un'opportunità per far sentire dai cittadini la voce, la nostra voce, e per evitare che questa riforma entri in vigore, perché è una riforma che non serve al servizio giustizia, che non migliora il servizio giustizia e ha tante criticità che ora i nostri relatori vi esporranno, i colleghi vi esporranno, il professore Merlo, ci saranno tanti interventi. Io penso che i cittadini hanno uno strumento per opporsi a questa riforma, che è lo strumento che abbiamo da 80 anni a questa parte, che è la matita nella cabina elettorale, e penso che il 22 e il 23 marzo si possa mettere una bella X marcata nella casella del no come segno di impegno civile, perché come dice questo manifesto è giusto dire no.